Buongiorno, eccoci qui. Siamo al porto di La Spezia. Merenda dei campioni. Merenda dei campioni. Prepartenza. Rossi dov'è? Rossi? L'avete visto ragazzi? Qua dentro forse. Aspetta. Wow, no, non c'è Rossi. Forse è qua allora. Wow, papà! Attrezzati alla grande stavolta. Si parte. Adesso se troviamo l'autobus che ci porta a Porto Venere, direzione Cinque Terre, Alta Via. La giornata sembra buona, è caldo. Sai che lo devi obliterare il biglietto? Nella macchinetta. Là, guarda. Andiamo qua. Paesi roccali, Cinque Terre, sono tutti paesini, tutti in fila qua lungo la costa, tutti arroccati. Bentornati in Marmite Trek 2025. Oggi ci troviamo alla Spezia. La partenza è di qua, ovvero Porto Venere. Adesso abbiamo il nostro team leader che ci spiegherà il nostro percorso dell'Alta Via delle Cinque Terre, come nel dettaglio come sarà composto, le nostre strategie del viaggio. A lei la parola. Il dettaglio è cammina finché ne hai. Quando ti fermi basta, vuol dire che la tappa è finita. Perfetto. Circa 250 metri c'è un ristorante. Penso che riuscirò a arrivare fino a lì e basta. Oggi la tappa più dura, tutta salita. Ecco, prime impressioni. Ciccio! Le prime. Se vieni fin qua ti godi 2 gocce d'acqua. Diciamo che la partenza non è delle più agevoli, ma così ci scaldiamo subito. Ristoranti. Salita ripida con spaghetto allo scoglio di contorno. L'unica volta ho avuto l'idea di dormire in tenda. Con lo zaino da 15 kg. Solo? Almeno. Faccio tutto io, porto tutto io. Dopo un primo inizio sconfortante, diciamo che va un po' meglio. Il sentiero spianato, abbiamo salito circa 250 metri di dislivello in 250 metri di sentiero più o meno, ma adesso ce la godiamo un po'. Chi non è voluto venire con noi, questo è quello che vi siete persi, ma noi siamo gentili e ve lo faremo vedere lo stesso. Duro stare in mezzo alla natura selvaggia. Questa è la vista che più o meno ci sarebbe dalla Corsica, Praia, Gorgona, Elba, Palmaria, Muzzerone. Spettacolo! Adesso si sale sempre con il mare, farci compagnia. Guardate che veduta. Alta Via delle Cinque Terre
Fauna locale. Vediamo Ciccio impegnato nel traverso della morte. Chiamato così perché un escursionista su 3 non ce la fa. Io e Clevi siamo passati. Vediamo. La merenda del campione, tutti intenti al lavoro. Sta facendo un bel lavoro, siamo quasi. Levi si vede il professionista. Il risultato finale, eccolo qua, edula all'uovo solo. Merenda del campione, 5 del pomeriggio, dintorni di monastero, lì sole che splende, mare, lo vuoi di più. Adesso Cappelli ci farà sentire come fa il verso del Clevis di notte. Visto che ne è rimasto colpito. Però è stato utile per tenere lontano gli animali. Esatto. Poco ma sicuro. Day 2. Località Casarino, siamo partiti sempre da Colle del Telegrafo, in discesa direzione Volastra, che vediamo laggiù in alto, zona dei vigneti. Questo è un punto panoramico bellissimo. Tra le vigne per Corniglia. E laggiù qua Manarola. Come? Finalmente 2 scale, cap. Momento informazione, Clevis, quanto si mantiene un uovo sodo fuori dal frigorifero? Secondo il ChatGPT di Ciccio, perché è quello convenzionato, non più di Convenzionato con la mutua. non più di 12 ore. Secondo la mia teoria, fin quando non ti viene la diarrea. Direzione Vernazza. Mi Ciccio, mi devi andare su col drone. Sì, Là, sopra la torre. Tratto finale con la benedizione dal cielo, ci delizia con queste 2 gocce d'acqua, speriamo che rimangano 2.
ma è sempre bello.